presentare il convegno che si è svolto nella giornata di sabato al Collegio Marconi, organizzato dall'Artigianato Veneto Orientale, di cui io da poco sono il presidente, in collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo San Biagio. Il convegno ha come tema la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici residenziali e anche di quelli non residenziali e le agevolazioni fiscali che beneficiano i cittadini e le imprese che fanno questo tipo di interventi. Molto spesso per realizzare questi interventi servono delle somme abbastanza consistenti di denaro. Quindi abbiamo cercato, in collaborazione con la Banca del Territorio, con la BCC San Biagio, di trovare delle formule di prestito agevolato specifiche, quindi con prodotti specifici per questi tipi di interventi. Infatti sappiamo che questi interventi sono finanziati, sono agevolati dallo Stato con delle agevolazioni che si protraggono per 10 anni. Quindi lo Stato restituisce una parte dei soldi spesi in 10 rate costanti, in 10 anni con 10 rate costanti annuali. Noi abbiamo fatto in modo che almeno l'agevolazione fiscale, in collaborazione con la BCC, venga anticipata dalla stessa banca, in modo tale che il cittadino deve avere a disposizione una somma ridotta di denaro, esattamente la metà per le ristrutturazioni, addirittura meno della metà per quanto riguarda la riqualificazione energetica. L'Istituto di Credito mette a disposizione questa somma dei tassi particolarmente favorevoli e con delle ristrutturazioni modulate alla restituzione fiscale prevista dall'ente governativo, prevista dallo Stato. Un'altra cosa da dire è che moltissimi dei nostri immobili hanno ormai bisogno di ristrutturazione o di riqualificazione energetica perché sono datati nel tempo sia come impiantistica, come isolamenti e anche come serramentistica. Ci auguriamo che questo nuovo prodotto che stiamo presentando assieme alla BCC possa aiutare tutti i nostri cittadini del comprensorio di Poduaro non solo ad attivarsi per poter ottenere un miglioramento quindi del loro comfort, di tutte le loro abitazioni che poi anche automaticamente avrebbero anche un valore aggiunto nel mercato immobiliare. Ecco, ripeto, spero che questo intervento, questo nuovo prodotto possa spingere anche chi ancora ha dei dubbi a riqualificare e ristrutturare la prossima abitazione. Per il momento le agevolazioni sono particolarmente elevate fino al 31 dicembre di quest'anno, per i condomini si protraggono almeno per le parti comuni fino a giugno del 2014. La speranza e l'augurio è che anche per gli edifici di unifamiliari, quindi non i condomini, le proroghe di questi incentivi così cospicui si allineano con quelle condominiali e vengono portate a giugno 2014 per permettere a tutti di concludere i propri interventi.